al Teatro Massimo, a Basilio Scala, a Laura, responsabile della libreria, per l'ospitalità. Grazie ovviamente a tutti voi, siete così tanti e devo dire che è il primo risultato, anche più bello, vedere questa sala così piena. Ci chiedevamo se ci saremmo riusciti e ce l'abbiamo fatta, e questo insomma è un primo grande risultato. Paolo ha già ringraziato gli amici esponenti di varie forze politiche, indipendentiste o sovraniste o comunque interessate ai temi della sovranità. Io ci tengo a ringraziare tutti gli altri, tra l'altro molti dei quali non conosco personalmente, ma magari sono persone che sono venute proprio spinte da questa volontà di creare qualcosa di nuovo, e magari questo, poi ci tornerò, è anche, diciamo, il materiale su cui lavorare per costruire quell'unità di cui tu parlavi. Permettetemi tra l'altro di dire che sono stato molto contento di vedere qualche faccia che, arrivando alle 5:35, ha detto: hanno già iniziato e non saremo mica nel nord Europa, questi sono seri, questi fanno le cose precise. In effetti stiamo cercando anche con questo libro di dare dei segnali, cioè di esporci ad una pratica diversa del fare indipendentismo, chiaramente, ma in generale di fare politica per la Sardegna. Per esempio, mettere nero su bianco qual è il nostro punto di vista, quali sono i nostri valori, quali sono i nostri ragionamenti, non tenerceli per noi, non aspettarci che gli altri li sappiano necessariamente o li condividano, non aspettarci neanche che siano giusti a priori, senza un confronto, senza quella deliberazione attorno ai grandi temi, alle grandi cose da fare, che è l'humus della democrazia. La democrazia è un credo deliberato, è un credere insieme di poter fare qualcosa e farla perché abbiamo discusso di quello che vogliamo fare assieme. E questa è stata la prima testimonianza. E il primo gesto, per così dire, forte di quel libro, o che almeno che noi abbiamo voluto intendere così, e io lo espongo a voi, poi voi valuterete se questo è, se magari anche impercettibilmente questo messaggio è passato, è che, a dispetto dello stereotipo di cui molti amici lo sanno, io non ne posso più, e purtroppo nominandolo lo faccio avverare, ma soltanto per distruggerlo, del pocos, locos e malunidos, ognuno va per conto suo. Beh, chi meglio di Paolo Manichel da un lato, Francisco Seda dall'altro, avrebbe potuto dire: io mi scrivo il mio di manifesto, io mi faccio il mio, tu Paolo ti fai il tuo, io mi faccio il mio. E non pensate che da soli non potessimo farlo, anzi l'abbiamo già fatto. Cioè, il primo vero gesto è stato quello di scrivere qualcosa a quattro mani, a due teste, a due cuori, messi assieme, perché quando sei uscito già dalla tua individualità, quando sei già in due, sei potenzialmente tutti, è già una nazione. Quando ti metti in discussione, quando accetti che la tua parola, che è una delle cose più intime che abbiamo, sia già anche parola dell'altro, che si esponga alla revisione a dire: sì, qui se questo termine lo cambiamo, mettiamo quest'altro, questo ragionamento tu come l'hai inteso? Io l'ho capito così, e se provassimo a rivederlo, oppure ma sì che con questo suggerimento è meglio, è più forte, non è più mio o tuo, è forte perché è oltre, è fra noi due, è già potenzialmente di un popolo, di una nazione, di una collettività che ci si può riconoscere. Io credo che quando si fanno questi gesti, perché questo è un gesto politico, tu dicevi governare, noi volevamo dire: signori, non sono due professori che scrivono, se no guai, cioè nessuno sarebbe venuto oggi, avrebbero detto: porca miseria, questi ci ammazzano, ci fanno savon cabroso, non ne usciamo più. Tra l'altro avete visto, vi prego un applauso, è smizzo, non l'abbiamo fatto grosso, abbiamo fatto una cosa piccola. Paolo dice ci si addormenta, non è vero, adesso qui può fare il modesto, questo ti ecci, non è eccitante, non leggetelo di notte, per carità del cielo. Questo ti fa dire: perché non me ne sono accorto 2 ore fa, 3 ore fa, che a cena ne avrei parlato con gli amici, sarei uscito fuori per strada al lavoro, ti fa venire voglia che sia alba per uscire fuori, oppure ti attacchi a Facebook, ma siamo sempre connessi, e inizi a parlare con gli altri di indipendenza. Voglio dire, anche c'è scritto dietro: prendere, assumere con cautela, può fare gravemente bene alla salute, cioè è il tentativo di trasmettere una passione, un sapere, un senso dell'agire, dell'impegno, che non è datato a oggi, che
che non è qualcosa che noi rivendichiamo come un inizio assoluto, l'abbiamo fatto noi, no, è il tentativo di rilanciare qualcosa che è già iniziato. In questo senso non abbiamo voluto affaticarci sulla dimensione storica, come tu giustamente dicevi prima, non perché riteniamo che l'idea di nazione sarda sia qualcosa che già è propria di tutti, magari così fosse, magari. Purtroppo non sta, anzi forse per fortuna l'idea di nazione sarda non sta nel sangue di nessuno, anche se io capisco l'idea che tu volevi trasmettere dicendo c'è una genetica, c'è una genesi, nel senso che c'è qualcosa che è nella nostra storia, che è lì, che a saper guardare con onestà, con occhi sinceri e cuore aperto la nostra storia la riconosci, no? E difficilmente un sardo messo davanti alla propria storia non riconosce che è una storia diversa, che è una storia unica, che è la storia di una nazione. Quello che noi volevamo fare era cercare di dare questa come una certezza, un qualcosa che noi sentiamo intimamente, su cui però ci impegniamo costantemente a riaccendere, perché uno dei grandi danni, tu dicevi, perché la classe dirigente sarda è stata così? Beh, perché non credendo più alla nazione sarda ha pensato di doversi votare a qualcun altro, non credendo più che il centro del mondo dei sardi è la Sardegna, cioè che il mondo passa di qui. Pensate, quando noi parliamo del mondo, il mondo sembra sempre fuori dalla Sardegna, dobbiamo collegarci con il mondo, e noi dove siamo? Scusate, siamo su Marte. Quando noi abbiamo smesso di pensarci come nazione, abbiamo smesso di pensarci come parte del mondo, abbiamo chiesto all'Italia di farci entrare dentro il mondo, dentro l'Europa, dentro le cose che contano, come se la vita che facciamo qui, la politica che facciamo qui non contasse allo stesso modo. Allora noi questa espropriazione di nazione, io lo chiamo questo espianto di nazione, perché a noi è stato espiantato il cuore a un certo punto, con l'idea di una nazione fallita, abortiva, o in generale con l'idea di una Sardegna. Io ricorderò sempre il discorso di Cossiga a Chiaramonti, quando gli diedero la cittadinanza onoraria. Sapete cosa disse? Disse, immagino l'avrete letto, lo trovate su internet, parte che rivendicò che si chiamava Francisco, che suo nonno era un grande sardista, e quest'altro, poi l'idea qual era? Che come avevano insegnato dei grandi padri della Sardegna, certo che la Sardegna era una nazione, che però a un certo punto, verso il 1848, aveva deciso di suicidarsi. Parole sue, aveva deciso di suicidarsi, cioè aveva deciso di sciogliersi come nazione per entrare dentro un'altra nazione e per diventare i migliori degli italiani. E li abbiamo visti. Sapete che la Sardegna, che ha il 4% della popolazione, ha dato il 15% delle classi dirigenti dell'Italia. E cosa ce n'è venuto? Mi chiedo io. Quanta intelligenza sprecata, quanta intelligenza perversamente usata contro la Sardegna o indifferente alla Sardegna. Cossiga, fra gli altri, che si vantava di essere andato a fare il capo dello Stato e non aver mai fatto nulla per la Sardegna, come un dato di merito, perché giustamente uno statista pensa che è lì per governare il suo Stato, non la sua singola porzione di territorio. E lui diceva, io sono andato lì a governare l'Italia, non potevo interessarmi alla Sardegna. Beh, questo è quello che è successo. Allora, da questo punto di vista è normale che quella classe dirigente e tutti i suoi epigoni, sto parlando dei più alti, quelli di più alto livello, perché parlare degli epigoni, vuol dire, come sparare sulla Croce Rossa, quel tipo di mentalità ha fatto danno e noi siamo qui per curarla, però non volevamo concentrarci su questo, cioè parlavamo, stiamo parlando di questo testo, questo può essere un libro a qualcuno che una parte del cammino l'ha già fatta, anche se chiaramente in modo veloce. C'è una parte sulla nascita del discorso indipendentista, abbiamo cercato di dare degli elementi per rimettersi, diciamo, sulla strada che molti di noi, molti di coloro che sono qui hanno già percorso, e abbiamo detto, in questo momento, lasciatemelo dire, in cui l'indipendentismo ha già vinto, che lo sappiamo o non lo sappiamo, che lo vogliamo ammettere o non lo vogliamo ammettere, che ci sembri ambizioso o ci sembri un po' una follia, l'indipendentismo ha già vinto. Dal punto di vista culturale abbiamo già vinto. Pensate, 15 anni fa questo che sta succedendo qui era impossibile. 15 anni fa l'indipendentismo era associato, a torto o a ragione, alla violenza,
al nazionalismo, alla chiusura, alla verità, al folklore, all'incapacità di proporre progetti che fossero credibili, non per dire che cosa è giusto e cosa è sbagliato, ma come si governa uno Stato, come si crea concretamente la nazione, perché attenzione, ci deve far venire i brividi l'idea di fare uno Stato sano, ci deve far venire i brividi di piacere, ma anche i brividi dalla paura di non essere all'altezza. Perché stiamo facendo, quando io penso che dobbiamo fare uno Stato, sto pensando a quale responsabilità ci stiamo mettendo sulle spalle come popolo e come persone che si mettono al servizio di quel popolo per dare in qualche modo in là quel processo. Non è mica una cosa da nulla, non crediate che l'indipendenza, l'indipendentismo sia una specie di masnada di amici che non avevano niente di meglio da fare, hanno pensato spariamola grossa, tipo facciamo gli scherzi, con la politica degli scherzi di Puzzanti, quando imitava Bertinotti, facciamo uno scherzo e ci mettiamo a parlare di indipendenza. Non è uno scherzo, e allora bisogna essere chiaramente consapevoli che abbiamo fatto un percorso, abbiamo costruito un indipendentismo violento, tanti hanno partecipato a questo percorso, non certo soltanto noi del Partito dei Sardi o coloro che ci sono nel Partito dei Sardi. Abbiamo costruito un'idea non nazionalista, non di chiusura al mondo, non di un'identità dei sardi che ritorna, che si trova in qualche passato mitico. L'identità dei sardi è davanti a noi, l'identità dei sardi è nel progetto che stiamo costruendo oggi, assieme. Io non sarò mai quello che è stato mio nonno, non lo sarò. Come faccio a essere? Figuriamoci se posso essere un nuragico, ma quello magari se nascesse un nuragico mi guarda e dice ma Augusto, ma chi è? Tra l'altro non parlava manco il sardo, parlava una lingua che neanche conosciamo soltanto per frammento. Cioè noi siamo qui oggi, siamo noi che lo stiamo facendo. Lo dico con la morte nel cuore. Ma Mariano è morto, anche Leonora, anche Giovanni Maria Angioli, sono morti tutti. E celebriamoli per quello che hanno fatto. Oggi ci siamo noi facciamo questo percorso, e oggi questo percorso, al punto in cui è arrivato, chiede di essere declinato nella pratica per far fare all'indipendentismo un nuovo passaggio che dalla vittoria culturale lo porti ad una vittoria strettamente politica. C'è bisogno che l'indipendentismo governi, che un programma indipendentista governi e dimostri che se governano gli indipendentisti i sardi vivono meglio, come è successo in Catalogna, in Scozia. Non crediate che lì le cose sono avvenute in un giorno. In Scozia 60 anni fa, la Scozia il 18 settembre del 2014 celebrerà un referendum per l'indipendenza. Ieri, noi stiamo vivendo grandi tempi dell'indipendentismo. Ieri in Catalogna il fronte che si chiama Fronte Sovranista, che unisce dall'indipendentismo al nazionalismo moderato di centrodestra quasi, perché Convergenza e Unione è quasi di centrodestra, anche se in realtà per come è fatta la società catalana sono tutti di sinistra. C'è stato un sondaggio, l'80% in Catalogna si dichiara di sinistra.